carboneri ed era i negozianti, dei bottegheri che vendeva carbone. E ora del carbone gli vendeva sia il cocco, antracite, il carbon dolce, la legna da ardere, la legna dolce da poter impiccare al fuoco. In più gli vendeva anche, che a volte, diciamo così, non si chiamava detersivi, no, in quell'epoca non esisteva. Si chiamava smorga, che era un derivato della varechina. E la varechina è l'olio forte, è il sidol, panetta di pombo idee forte, e questi qua erano i carboneri. Io mi ricordo che ne c'era una che chiamavamo e aveva bottega in Lita Vecchia di Bari, e chiamavamo a 7 cotte, perché d'inverno di sta e aveva 7 cotole sempre indosso, e chiamavamo 7 cotte. In mezzo e aveva questa bottega non grande, era Burgi, e aveva la bilancia attaccata al soffitto, dove che aspettava il carbone e baie, il carbone che si toglieva 5 kg di questo, quello che poteva tu, tempo di guerra, si immagina, e anche dopo la guerra. E portava a corba, e a corba cosa c'era? Una cesta di materiale di paglia, di saggina, ma di quella forte, e vendeva, e anche c'era sta corba che io riportava, gli si metteva, mi ricordo, una intimea in testa, no, bianca, nera, e portava sta corba in spalla e la portava nei casi, nelle botteghe dove che ori e richiedeva e domandava sto carbone. Tornando a Coppi, quelle 7 cotte. Dei sta non si poteva neanche andare vicino, dalla spuzza che accadeva, perché aveva una brutta abitudine e si pissava addosso. E ora ti puoi immaginare cosa che c'era dentro su quella bottega. Questa c'era 7 cotte, e ai bari che c'era questa, e che c'era Baccaì, in campo dei tedeschi, che vendeva anche a ori carbone di tutte i sorti, tutte così, fra i quali scoe, spassette, eccetera, eccetera. Questi erano i carboneri, che dopo si sparì unicamente perché si arriva e bomboe di gas liquido, e ora è progresso via il carbone e bomboe di gas liquido e kerosene, e ora c'è la bottega.